Buonasera a tutti, oggi è sabato 30 novembre e con oggi sono 191 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. Ecco, come potete vedere sono sempre all'interno di questo riparo di fortuna che sono riuscito a creare su questa gru con questi 4 teli che oggi, come vedete, si muovono anche abbastanza, visto che il vento si è alzato, e speriamo che non aumenti, perché qua altrimenti ci potrebbe essere un rumore pazzesco e non riuscirei neppure a fare questo video. Fa freddo, comincia a fare parecchio freddo, ma insomma questo sicuramente non mi impedirà ad andare avanti con questa mia protesta estrema. Come sapete non ho nessuna intenzione di mollare, neppure se arrivassero 20 gradi sotto zero, visto quello che sono stati capaci di fare in questa città, in questo comune, con la mia impresa e dopo tutte le schifezze che hanno fatto. Ecco, io ovviamente andrò avanti in questa cosa fino in fondo, finché non avrò giustizia. Come sapete questa manifestazione dà molto fastidio, che se ne dica, ed è la dimostrazione di questo il fatto che cercano o di silenziarla o di screditarla in tutti i modi. E questo, devo dire la verità, è abbastanza bipartisan. Non è solo il nostro sindaco di Trieste a cercare di screditarla o silenziarla, ma in realtà un po' tutti i carrozzoni politici e sindacali, oltretutto, tutto il sistema in generale, perché è ovvio che questo tipo di manifestazioni disturba molto, ma per diversi motivi. Il primo motivo è che decreta proprio il fallimento di questa gente, dei nostri carrozzoni politici e dei nostri sindacati, perché se avessero funzionato va da sé che io non sarei qua su. E poi dà fastidio perché è fuori controllo, e tutto quello che il sistema non riesce a controllare disturba, anche se è pacifico, no? È ovvio che scusate che ho un po' di raffreddore, ma niente di che, non mi ammalerò, state sicuri, vi assicuro che non gli darò questa soddisfazione. Questo tipo di manifestazioni sono fuori controllo. Loro ovviamente vorrebbero che tutto fosse all'interno delle loro regole, regole che sono state proprio costruite per non funzionare, poi, perché è questo sempre il motivo per cui io sono qui, e perché questo paese e questa città siano scesi a questo livello etico, morale e culturale. E quindi hanno bisogno di screditarle e silenziarle in tutti i modi. E allora io, proprio per amplificare, fare da cassa di risonanza a questa manifestazione, ho pensato di adoperare, attraverso anche alcuni amici e sostenitori, questo oggetto che sapete che ultimamente è diventato un oggetto di discussione e anche terrificante per il nostro sindaco. Sembra, abbiamo scoperto il tallone d'Achille del sindaco Roberto Di Piazza, e questa semplice trombetta. Il nostro sindaco, meglio conosciuto come Mister Dito Medio, per chi non fosse di Trieste, purtroppo è abbastanza triste doverlo dire, però è la verità. Questo nostro sindaco è conosciuto in questa città per queste sue esternazioni così eleganti e di spessore culturale, e di questo suo così autocontrollo, e così ogni tanto si lascia andare in questi gesti così col dito medio,
senza rendersi neppure conto della carica politica e del ruolo istituzionale serio che ha e del decoro che dovrebbe mantenere e l'immagine della città che rappresenta. E invece questo signore non ha nessun tipo di autocontrollo e non ce l'ha neanche in presenza di bambini, perché ricordiamo che questo gestaccio l'ho fatto anche in presenza di 2 bambine, insomma, e questa cosa è abbastanza terrificante, per non dire che è proprio squallida. Però è triste pensare che l'immagine di una città come questa sia deturpata da un livello così di cultura così basso, no? Però d'altronde, insomma, e tutto questo chiaramente racconta molto di questo linguaggio fisico e verbale che ha questo sindaco, che non si risparmia, no? Che non perde occasione per mostrare al mondo chi è e qual è il suo background culturale, no? Anche con questo saluto romano, no? È una cosa terribile. Io penso che nessun sindaco sulla faccia della terra di una città civile, di un paese civile, cioè, si spingerebbe mai a una cosa del genere, sarebbe cacciato in tempo reale. E qua no, qua diventa tutto normale e poi va da sé e cade di conseguenza tutto il resto, no? E va da sé che un cittadino come me poi è costretto a rimanere 6 mesi su una gru per difendere dei diritti così importanti, delle cose così importanti, dopo che questo sindaco e la sua giunta hanno fatto delle schifezze inenarrabili, no? È la conseguenza di una forma mentis, no? E la cosa triste è che questa forma mentis è una forma che è abbastanza diffusa in questo paese. Diciamo che il nostro sindaco è diventato un po' la punta di diamante di questo tipo di sottocultura. Però detto ciò, anche se lui sta tentando in tutti i modi di silenziare questa trombetta, facendo pressioni sulla questura, se lo scorda, perché questa trombetta continuerà a suonare imperterrita e a ricordare a quest'uomo chi è e che cosa sta facendo, e che cosa ha fatto a questa città e cosa sta facendo a un uomo da 6 mesi su una gru, dopo tutte le schifezze che ha fatto. Questa trombetta non smetterà mai di suonare e il sottoscritto non smetterà mai di parlare e di raccontare a tutto il mondo chi è quest'uomo. Che questo sindaco se lo metta bene in testa, perché questa cosa non si fermerà mai, e anche se io dovessi veramente schiattare domani mattina ci sarà sempre qualcuno che gli ricorderà chi è e che cosa ha fatto ad vitam, no? Ecco, io penso, pensate quanta paura, no? Fa una cosa del genere, e sono sistemi di protesta alternativi, perché abbiamo visto che non ci difende più nessuno, non ci sono più politici, non ci sono sindacati, non ci difende neanche più la polizia, non ci difendono i tribunali, e dobbiamo difenderci come possiamo, noi cittadini pacifici. E quindi adesso abbiamo capito che un oggettino come questo fa più paura di un fucile a pompa, no? Di una manifestazione come questa li terrorizza, perché è chiaro che se tutta la gente cominciasse a fare queste cose, cioè, per loro sarebbe veramente finita, cioè, nel giro di una settimana sono tutti a casa o in galera. Adesso io non dico che tutte le persone dovrebbero salire su una gru come sto facendo io, no? Che mi rendo conto che è molto pericoloso ed è molto faticoso,
ma io penso che tutti possono comprare un oggettino così, costa 2 euro, veramente costa niente, ed è estremamente efficace e ha questo suono abbastanza sgradevole che ricorda molto una pernacchia, ma il senso di questo è proprio la pernacchia alla Totò. Vi ricordate quando Totò spernacchiava i politici? Ecco, il senso di questa trombetta è questa qua, no? E spernacchiarli, no? Per la loro miseria umana, per lo squallore etico, morale, culturale, no? Adesso le signore lo possono portare tranquillamente anche in borsetta, si smonta in 3 pezzi, diventa piccolissimo, e così magari quando vedete il nostro mister dito medio, la potete tirare fuori tranquillamente e fare così una spernacchiatina, così en passant, tanto per ricordargli chi è. Non c'è bisogno di contraccambiargli il saluto col dito medio, per l'amor di Dio, neanche il saluto romano, non c'è bisogno di scendere a questo squallore, a questa violenza poi verbale e fisica, ma basta così, una spernacchiatina così, per ricordargli chi è e che cosa sta facendo e che cosa ci ha fatto e che cosa sta continuando a fare. Io penso che veramente questo tipo di soluzioni alternative, che non siano quelle appunto proposte dall'ordine costituito, siano efficaci. Bisogna trovare soluzioni che siano veramente di disturbo, no? Perché che siano scomode al sistema e non comode come vorrebbero loro. Pensate solo se già un piccolo gruppo di persone come possono essere i miei amici e i sostenitori che hanno la costanza però di farlo tutti i giorni, e pensate se questo ha già creato tanti problemi a questo sindaco, ma voi vi immaginate 1000 persone, 2000 persone, no? Nel caso della Ferriera, no? Ricordo che questo sindaco appunto è quel sindaco che doveva chiudere la Ferriera in 100 giorni, la Ferriera ancora lì, che inquina, che intossica la gente. Questo sindaco è quello che si è intascato 370.000 euro con un escamotage, vendendosi un terreno del comune, di noi cittadini, e si è messo in tasca 370.000 euro. E queste sono le cose che sappiamo che ha fatto, e quelle che non ha fatto Dio solo sa, no? Allora io dico, immaginate se 1000 persone di Servola o 2000 persone tutti i giorni, perché ricordate la costanza che è importante, no? I nostri sindacati attraverso i loro metodi tradizionali, con i cortei, i soliti cortei che fanno il solito giro della piazza, no? Il circuito prestabilito con le bandierine, i fischiettini, le trombettine, 3-4 ore, poi fuori dalle balle a casa e tanti saluti e tutto torna come prima. E invece no, non deve essere così. E la cosa deve essere costante, metodica, no? Tutti i giorni ricordare quello che sono. Perché loro dobbiamo imparare a usare i loro sistemi, gli stessi sistemi. Loro usano il sistema di sfiancarci per sfinimento, no? Perché per questo tempo che viene dilatato, no? Per farci perdere tempo, anni a corrergli dietro, no? E allora noi usiamo lo stesso sistema, no? Costanza, no? Se loro ci sfiancano perdendo tempo o scaricando la patata bollente nelle mani degli altri, perché poi non è mai colpa loro, è sempre colpa di qualcun altro, e noi facciamo la stessa cosa, no? Costanza, ogni giorno, tutti i giorni, e probabilmente immaginare 1000 persone che strombazzano per la Ferriera. Immaginate che grosso problema che potrebbe diventare per loro. No, non è faticoso, no, non comporta spargimenti di sangue, no, la gente non è come la gru Ursus, ecco, che è faticosa, che si rischia veramente la vita.
o di farsi male. Qua non c'è pericolo di farsi male, però disturba parecchio, e il nostro sindaco vi assicuro che ne risentirebbe. Ecco, noi non smetteremo, ovviamente, per quanto riguarda la mia questione, non smetteremo mai di suonare, e fatelo anche voi, compratevi una trombetta, mettetevela in tasca e ogni tanto vedete il sindaco, una strombazzatina, tanto per ricordargli chi è. Ecco, tutto qui, buona serata a tutti.